Buonasera amici di Sport Sicily, bentornati per quest'altra gara di allievi regionali Under 17. Partita che si giocherà tra TF Club e il Don Bosco Partinico qui al velodromo Stadio di Palermo. Partita importante questa anche per l'ATF. Classifica che vede l'ATF al secondo posto con 28 punti, a 5 punti dalla prima in classifica, quindi partita di vitale importanza per loro, mentre il Don Bosco si ritrova ultimo a 12 punti, partita che in teoria per l'ATF deve essere in discesa, ma come si sa ogni partita ha la sua storia e questa partita ci racconterà la sua. Aspettiamo adesso i giocatori che si schierano in campo. Direttore di gara pronto. A brevissimo daremo inizio a quest'altra gara di campionato. Un minuto di silenzio adesso e poi daremo inizio alle danze. Tutto pronto, si parte. È iniziata TF contro Don Bosco. Subito Don Bosco giocare la palla lungo linea, poi viene fermato. Prova a girarsi con il numero 11, buono il cambio di gioco, fantastica la palla qui da Manzella. Riesce a trovare il compagno che prova ad accentrarsi, serie di finte. Per allargarsi, poi liscia male il pallone. C'è il contatto, un arbitro lascia giocare. Adesso il Don Bosco vuole andare via in contropiede. Palla lungo linea che viene fermata. Poi c'è il contrasto, alla meglio il giocatore in maglia bianca, poi riparte da dietro. Bene qui Pisano per Veliu, ancora Pisano. Fava. Gioca bene la TF. Molta calma. Riparte dietro dal portiere.
possesso TF che gioca col pallone. Sistori, Pisano, trova la palla lungolinea, si interrompe questa linea di passaggi. Adesso Don Bosco che prova ad andare sulla destra, che c'ha campo per andare, vuole provare a puntare l'avversario, si è di finta col sinistro, si accentra, riesce a passare in mezzo a due, costretto a ripartire da dietro, giocare in mezzo al campo, palla troppo lunga, prova a essere chiuso, ottimo l'anticipo e riesce a uscire bene sulla destra. Adesso palla per Bronzino, serie di finte di Bronzino, giocata a Sistori, bene la palla lungolina sulla sinistra, c'ha campo per andare Camilleri, un po' troppo larga il pallone, ma lo tiene in campo. Camilleri prova appunto l'avversario, si allunga troppo il pallone, poi perde il controllo ed è possesso Don Bosco. Palla lungolinea a trovare a Pisano da Sistori, c'è dall'altro lato il compagno e lo serve Civiletti, gioca a destra con la sola prova ad andare via, palla lungolinea, non ha capito bene l'intenzione qui Bosco, ma riesce a prendersi il pallone, sarà rimessa laterale per il Don Bosco. La rimessa laterale, Campani in mezzo al campo, liscia quindi il pallone, poi di petto prova a proteggere, riesce a girarsi bene il numero 11 Manzella, viene fermato per palla lunga, spazzato Don Bosco, di spalla prova a girarla sulla sinistra, chiude Pisano, palla lungolina per Camilleri che trova questo pallone in mezzo, pallone che sfila via, spazza via. Adesso il numero 7 Don Bosco che prova a proteggere il pallone ma non riesce ad andare avanti, fallo su di lui, calcio di punizione per il Don Bosco. È partito subito forte qui l'ATF, ha cercato subito la profondità come prima azione sulla destra, la palla era un po' troppo lunga. Come dicevo prima dovrebbe essere una partita in discesa per l'ATF, ma il pallone è rotondo, mai un detto fu così azzeccato, detto nella nostra lingua. Adesso palla lunga, esce il portiere, la fa sua Velio. Faba, Pisano, giochi in avanti, riparte da dietro, Sistori, Pisano, dentro corridoio per Manzella, non c'è fallo su di lui, prova a saltare l'uomo, non c'è sul pallone ma tiene ancora il controllo del pallone, prova a girarsi, l'arbitro fischia, calcio di punizione per il Don Bosco. Calcio di punizione alla 3/4 di campo per il Don Bosco, palla in mezzo verso il secondo palo, riesce a toccare il pallone in maglia rossa, chiede scusa per forse un colpo involontario, arbitro che va a controllare le condizioni dei giocatori in maglia bianca. Battuta, Sistori, palla troppo lunga, riesce a farla poi sua, riparte da dietro Costa, Faba a destra, contropiede adesso per ATF, palla troppo larga, messa laterale per il Don Bosco. Palla lunga, attenzione alla spizzata che favorisce il numero 10, prova a mettere giù questo pallone, arriva a tutta velocità poi il destro, ultimo tocco è della maglia rossa e quindi sarà calcio da per l'ATF.
calcio d'angolo TF, che va vicino, schema dell'ATF, palla troppo lunga, scivolata, chiude, poi palla che ritorna ai piedi del giocatore in maglia bianca, Civiletti, di prima, prova a mettere in mezzo questo pallone, attenzione al Don Bosco che può provare a dire Ungolini, anche bene, qui Pisano anticipa bene il pallone, possesso ancora l'ATF, spazia per il pallone, di testa in mezzo al campo, palla lungolinea, attenzione che è buona, può andare via, è a tu per tu col portiere, può provare a calciare, viene fermato poi da Civiletti, che ha fatto un ottimo recupero sul numero 11 del Don Bosco, ha fermato una grandissima, anzi una chiarissima occasione da gol per il Don Bosco, ottimo recupero, poi il numero 11 cade sul portiere in velocità facendosi male, infatti qui l'arbitro chiama infermeria per vedere che si è fatto il portiere, speriamo nulla di grave. Camilleri rientra, Sistori cambia tutto dall'altro lato, mette bene giù il pallone, finta di corpo, gira poi ancora un'altra volta il pallone, a cercare dentro, riesce a trovare bene qui Camilleri che mette questo pallone in mezzo, fortissimo, arriva poi in velocità Bronzino, cerca la profondità, mette questo pallone in mezzo, sporcato dal difensore, ancora Bronzino, poi palla buttata di rimessa laterale per l'ATF. Rimessa laterale, spazzato per il pallone, mette giù l'11, campanile lungo linea per il 7 che di ginocchio prova a allungarsi la palla, ma c'è la velocità del numero 2 Civiletti, non fa passare nessuno. Pisano, Camilleri, a campo per andare, fa scappare, trova la punta, c'è dall'altro lato tutto solo l'esterno che può provare adesso a puntare l'avversario, prova a puntarlo, rientra col sinistro, allarga poi al numero 8 che viene fermato, perde il pallone, qui Sarro, attenzione adesso al contropiede del Don Bosco con il numero 9, è buono il cambio di gioco, palla forse un po' troppo larga, infatti palla che esce, rimessa laterale per l'ATF. Sistori, Fava, Civiletti, esterno, a cercare il numero 9 in velocità che prova ad andare via, ha un'ottima corsa a Bosco, prova ad andare, viene fermato, tiene anche la palla in campo, la palla esce, calcio d'angolo per l'ATF. Calcio d'angolo TF, Sistoli sul pallone, sarà uno schema, palla in mezzo di testa, arriva il numero 11 col sinistro ed è arrivato la rete di Manzella, sul cross era tutto solo, libero Manzella, da lì non poteva solo che fare gol. 1-0 TF, apre le danze al 10° minuto di gioco, anzi aprono le danze i padroni di casa al numero 11 con Manzella, guarda caso una coincidenza particolare, ha segnato il numero 11 all'11° minuto di gioco. Adesso Don Bosco deve provare a reagire, palla lunga,
Attenzione perché il vento frena il pallone, poi deve uscire Velio. Palla per Bosco. Sti di testa. Ancora Bosco, mette giù questo pallone. Prova ad andare via. Finta di corpo di Bosco. Ritorna indietro, poi si gira, sbaglia il passaggio, ma ancora Bosco su questo pallone. Viene fermato. Poi passa in mezzo bene il numero 14, anzi il numero 11, scusate. Palla poi lunga, fermato da un ottimo Civiletti, che prende anche fallo. Calcio di punizione per l'ATF. Sistori in mezzo al campo. Pisano. Allarga Camilleri. Palla dentro a cercare Bosco. Prova a controllare questo pallone. Riesce a prenderlo. Attenzione al numero 3 che riesce a scappare via dalla pressione avversaria. Poi c'è fallo da terra. Riesce anche a marcarsi l'avversario. Poi arriva il fallo. Bosco riesce a passare. Palla che rimane lì. Poi arriva di tutta fretta il numero 11. Camilleri. C'è a terra nel frattempo un giocatore in maglia bianca. Scusate, ma c'è stato un momento frenetico e mi sono confuso anche io. Camilleri prova ad andare via, riesce a passare, palla in mezzo, fermato. Poi in acrobazia, poi Sisto rimette giù questo pallone, è buono lo scambio. Il destro, palla che esce fuori di pochissimo. Buono lo scambio tra i due. Palla lunga nella parte di Pisano. Attenzione alla palla lungolinea, c'è subito il tocco, ma riesce a scappare per il numero 11 del Don Bosco. Prova a rientrare, riesce a rientrare, trova il passaggio per il compagno, poi il destro, palla che scende giù, esce fuori, rimessa dal fondo. Don Bosco che qui si è reso pericolosissimo. Se hanno la mano i due, Sistori è il numero 9. Adesso di fair play, un contrasto violento, non voluto chiaramente. Velio. Pisano. Fava. Mette bene giù il pallone adesso Francino che gira tutto il campo dall'altra parte a cercare a Camilleri. Prova a passare Camilleri. C'è contatto, cade sopra l'avversario. Il arbitro fischia. Calcio per l'ATF. Sistoli, palla longolina per Camilleri che vuole andare in velocità. Camilleri ci arriva a prendere il pallone, poi però a puntare, salta l'uomo, palla che è uscita forse. Rimessa laterale per il Don Bosco. Pisano di testa. Riesce a prenderla Camilleri. Spazio per il pallone. Rischia qui, questa volta Civiletti controlla Don Bosco, ma ancora una volta Civiletti sbaglia ma recupera il pallone in velocità. Grandissima velocità quella di Civiletti. Che riparte da Velio. Sistori. C'è Camilleri solo sulla sinistra. Preferisce andare da Costa. Allarga il pallone da Camilleri. Palla dentro, anticipato, 6 di rimpalli che favorisce ancora l'ATF, invece no. Don Bosco adesso che spazza via il pallone. Di testa Fava. Sistori.
Costa gioca bene, qui l'ATF adesso prova ad andare via Pisano con un numero, riesce a passare, mette il pallone in mezzo, palla che è ancora lì, Pisano di testa, l'arbitro fischia un fuorigioco invisibile, piccolo sbaglio qui, perché la palla era stata respinta dal difensore, quindi ha fischiato un fuorigioco che non doveva. Di tacco, ottima la palla per il numero 9 che rientra con Ronaldo Shop, riparte da dietro, poi perde forse troppo tempo, ma riesce a trovare il passaggio, ottimo, poi sulla sinistra, ottima la parata di Veliu, che dice di no, ottima anche la giocata del Don Bosco, si è inventato un ottimo passaggio qui, la punta per l'esterno, per il numero 7, ma Veliu ci ha fatto trovare prontissimo, c'è scivolata, qui il numero 9 in ritardo. Dani di Fava. Palla in mezzo a cercare Manzella, che si gira bene Manzella, va via in velocità, c'ha sulla sinistra il passaggio a ritrarre per il numero 7 che c'è contatto, ma l'arbitro lascia giocare, non c'è niente dice. Ottimo il passaggio qui di Manzella a Camilleri, era buona l'idea, questa palla un po' troppo lunga, Sarro non riesce a prendere questo pallone, attenzione perché adesso qua Civiletti è costretto a rincorrere per un'ennesima volta il pallone, ci arriva a recuperare, poi chiude bene Civiletti, capo Don Bosco, pressato da 2, sarà rimessa laterale per l'ATF, Civiletti alla battuta, palla per Costa, spinto, l'arbitro fischia, calcio di punizione per l'ATF. Sistori, l'arbitro fischia, ferma il gioco, si ripartirà da Civiletti. Civiletti forte in mezzo per Bosco, appoggio per Costa, prova ad andare via alzando il pallone, protegge poi il giocatore del Don Bosco, può partire in contropiede, chiuso da 3 ma riesce a scoprire bene il pallone, adesso palla sulla, cercare la profondità, è un po' troppo profonda questa palla, adesso Civiletti, Sarro, Sistori, Pisano, Camilleri, troppo dietro questo pallone, favorisce il Don Bosco, ritorna dietro bene Manzella, a dare una mano anche lui, Manzella poi recupera bene il pallone, prova a scappare via dalla marcatura, recupera con una rimessa laterale, grandissimo qui Manzella, l'autore della prima rete, chiaramente è solo il migliore in campo, Pisano, gioca dietro da Fava, Veliu, Sistori, corridoio per Bosco, a cercare adesso l'esterno destro che prova a rientrare con Ronaldo Shop, vuole puntare l'avversario, serie di finte, mette questo pallone in mezzo dove c'è solo con il destro, schiaccia troppo però qui il numero 7 Camilleri, palla che esce fuori, rimessa dal fondo per l'ATF, 20 sul cronometro, risultato di 1-0. Palla lungolinea, no, non c'è mai il fallo qui, l'arbitro fischia questo calcio di punizione, adesso
possesso per il Don Bosco adesso, alla 3/4 di campo. Calcio di punizione battuto, si trasforma in un tiro cross, è più un tiro, palla che esce fuori. Sarro, Fava, Civiletti. Attenzione perché rischia qui l'ATF, poi Fava riparte da Velio, Pisano, Velio, con calma l'ATF, tiene il controllo del pallone, palla poi in avanti, di testa cerca di sporcare questo pallone, palla che arriva dalle parti di Bosco, dove prova ad andare in velocità, viene fermato, rimessa a 3 per il Don Bosco. Sistori, sbaglia il passaggio per Camilleri, possesso Don Bosco, prova a passare via in mezzo a 2, poi chiude bene Camilleri. Sistori, palla in mezzo per Sarro, c'è dall'altra parte Bronzino che c'è a campo per andare. Bronzino prova a puntare l'uomo, va via Bronzino, col sinistro si accentra, alza questo pallone verso Manzella che prova a stoppare il pallone, poi gioca da Costa che viene fermato. Civiletti dalla distanza, palla fuori, rimessa dal fondo. Ha rischiato l'ATF di farsi imbucare nei primi 10 minuti. C'è stato un grandissimo Civiletti, riuscito a chiudere. Attenzione perché qui si crea un'occasione da gol per l'ATF. Bosco in mezzo a 2, prova a mettere giù Manzella, va via Manzella. L'ultimo tocco a maglia rossa, sarà calcio d'angolo per l'ATF. Bronzino e Sistori sul pallone. Prendono un sinistro, invece no, va Sistori in mezzo all'area di rigore. Attenzione perché può calciare col sinistro, deviato. Il tiro adesso contro Don Bosco, ma viene fermato invece no. Con cattiveria prova a chiudere. Con molta tranquillità adesso mette di nuovo sicurezza in campo Fava. Sistori controlla, palla lungolinea, prova a mettere questo pallone in mezzo. Bosco prova a controllare, poi il pallone è spazzato via dalle parti di Civiletti. Civiletti va da Fava che parte di nuovo da Velio. Fava, Sistori, Pisano, Camilleri, quando lungo la fascia, con molta calma gioca di nuovo da Sistori. Palla lungolina verso la parte di Bronzino che vuole provare ad andare in velocità. Bronzino viene fermato ma riesce a tenere il controllo. Bronzino, la palla è dentro, invece no, l'arbitro fischia, rimessa dal fondo per il Don Bosco. Non ho visto uscire tutta la palla, è riuscito a scappare dalla marcatura qui bene Bronzino, anche lui molto veloce. È una squadra di velocisti quella dell'ATF. Attenzione adesso palla lunga, c'è Civiletti che è difficile battere in velocità perché viene spinto, ma riesce a tenere il pallone tra i piedi, spazza via questo pallone dalla parte di Bosco che prova a controllare, non riesce. Possesso Don Bosco,
a passare in mezzo a tre, ancora possesso, palla lungo linea, Civiletti la sporca, ma la fa di nuovo sua, calcio di punizione per il Don Bosco. (1-0) fino a qui con gol il numero 11 Manzella. Palla in mezzo, battuta, Scevelio, poi rovesciata, ci prova. Palla lunga, cerca Manzella, chiude Sistori, Manzella, sponda, lunga, Sistori per Bosco, ma cerca Camilleri, adesso Bosco che cerca l'interno di rigore, Camilleri rientra, l'ultimo tocco vedere la maglia rossa, invece no, sarà rimesso dal fondo, c'è direttore di gara. Rimessa dal fondo Don Bosco, battuta di testa Fava, viene spinto qui Manzella, poi dall'altra parte del campo si battibeccano i due, l'arbitro li richiama. Proprio il Don Bosco, spazia via questo pallone, riparte da Velio qui Pisano, Civiletti, Bosco viene fermato prima di lanciare il compagno, una serie di finte, possesso ancora Don Bosco, di testa Civiletti chiude, palla che finisce nei piedi di Manzella che riesce a scappare via, va bene via Manzella, palla giocata dentro in mezzo per Costa, lascia scorrere per Bosco, è buono lo scambio, poi il destro, ancora una volta del numero 11 che questa volta sfortunato sulla conclusione qui Manzella, è riuscito a combattere per il pallone, ma l'arbitro mi sa che ha fischiato forse calcio d'angolo, infatti sarà calcio d'angolo per ATF, forse c'è qualche errore arbitrale. Solo Bronzino questa volta alla battuta, Bronzino batte il calcio d'angolo dalle parti di Manzella, ancora una volta lì dove è sempre solo, adesso controvede Don Bosco, riesce a fermarsi, Pisano che lo tiene stretto, palla in mezzo, chiuso il Don Bosco, ma ancora il possesso suo, attenzione perché Mandani in controvede, ottima la palla d'esterno, c'è a campo per andare l'11, adesso è tutto col portiere, prova il sinistro, centrale, dove Velio può pararla, anzi la respinge, ma ancora Don Bosco in possesso del pallone, prova a rientrare in mezzo a due, tenta il destro, Velio la fa sua, tiro velletario, rischiata ancora una volta l'imbucata, ottima la giocata d'esterno dei ragazzi in maglia rossa,
Bronzino, Sistori, si sono invertiti gli esterni dell'ATF. Adesso Bronzino gioca alla sinistra mentre Camilleri ha preso la destra. Palla dentro, spazzata, esce Bosco, palla per Camilleri, si gira bene, ha tempo per andare Camilleri, tenta il destro da lontano, Martina che la fa sua. Lancio lungo con le mani, l'arbitro fischia, calcio di punizione per il Don Bosco. Vittoria importante questa dell'ATF se dovesse andare in porto. In caso di vittoria arriverebbe a meno 2 dalla prima in classifica. Palla battuta dentro, lascia scorrere poi Bronzino, può andare via, rischia qui Bronzino, possesso Don Bosco, si rialza, adesso deve recuperare il pallone, protegge il pallone, la palla rimane dentro, Bronzino chiude, c'è Manzella su questo pallone, Sistori chiude, spazza via il pallone Bronzino per Bosco che prova a toccare il pallone, fermata ancora una volta, rimessa per l'ATF. Manzella protegge, si gira, Manzella il destro, quella che esce fuori. Palla lunga, fischia a fare dietro di gara, molto bravo il Don Bosco a prendersi questi calci di punizione, non ha bene il pallone, altro calcio di punizione alla metà campo, palla sulla sinistra, di testa in mezzo e solo, può provare il sinistro, traversa, poi l'altra volta di testa, salvataggio sulla linea, e nega il pareggio. Adesso attenzione a Bosco che può andare in velocità, l'ultimo tocco è suo, si sono invertiti i ruoli, sarà adesso calcio d'angolo per l'ATF, ha salvato un gol incredibile sulla linea. Una traversa sfortunata e poi sul colpo di testa si fa trovare pronto lì il giocatore in maglia bianca che dice di no, e da questa distanza non si è capito bene chi è stato a salvarlo. Invece si era rimesso a dare ma non calcio d'angolo, palla giocata vicino, Camilleri in mezzo, palla che esce fuori, rimessa dal fondo. Spazza via il pallone, palla che rimbalza e frega Camilleri, viene fermato ancora Camilleri sul pressing, arriva il fallo, calcio di punizione per il Don Bosco, sempre lì a metà campo. Battuto il calcio di punizione, palla che non arriva nemmeno in aria, ma attenzione però che passa parte dal destro da lontanissimo, palla che esce fuori. Sarro
Fava. Possesso TF. Bronzino. Rientra, arriva il calcio, l'arbitro lascia giocare. Si è rimessa tra le per la TF. Pisano riparte dietro. Fava in progressione. Aspetta il momento dei compagni. Prova a girarsi in mezzo a 4. Ci riesce. Si riparte da Velio. Adesso verso Bosco. Scappa, c'è Bronzino che va a dare fastidio al portiere adesso. Spazza via il portiere Don Bosco. Palla che accade ai piedi di Bosco. Sistori. Manzella. Prova a trovare un corridoio ma non ci riesce. Contropiede adesso Don Bosco. Può andare via contro la lungolinea. C'è Velio. Con molta calma la fa sua. E va da Civiletti. Velio. Fava. Palla lunga da Camilleri. Stoppa male col petto. Ma riesce a fermare il contropiede. Adesso Palento per Manzella che può andare da solo 3 contro 2. Viene fermato. L'arbitro lascia giocare. Ma c'è Bronzino che arriva a tutta velocità. Entra dentro l'area Bronzino. Mette a rimorchio questo pallone in mezzo dove c'è Bosco. Chiuso. Ed è ancora possesso TF. Poi di testa in due su questo pallone. Sono disturbati tra compagni. Dentro l'area di rigore. Rimesso dal fondo per il Don Bosco. Quasi 40 sul cronometro. Palla lunga. Palla che scorre, attenzione, ma c'è Fava. Che dici di no? Palla che cade adesso nei piedi di Manzella. Anzi, scusa, di Camilleri. Spazza via il pallone. Civiletti alla battuta. In lungolinea dove c'è Bosco che riesce a prendere il pallone. Attenzione a Sistori. C'è anche lui su questo pallone. Adesso prova a scappare in mezzo a 2. Viene trattenuto. Riesce a giocare dietro. Palla lungolinea. Chiude Pisano. Sistori. Bronzino. C'è Manzella sulla sinistra. Manzella allunga per Bronzino. Troppo lunga questa palla. Attenzione, qui scivolata riesce a chiudere. Con molta calma il numero 11 mette sistemazione in campo. Palla lunga, poi di petto. Buona la sponda, chiude benissimo qui Fava. Adesso Sistori prova a scappare via. Non c'è niente, dice l'arbitro. Via il contropiede adesso del Don Bosco. C'è Pisano a contenere l'avversario. Poi prova a girarsi. Pisano prende il pallone. L'arbitro lascia ancora giocare. Si è fatto male nel frattempo il ragazzo a terra. Vediamo che si è fatto. Spero nulla di grave. Fischia per controllare le condizioni. È tutto regolare. Fava sbaglia qui il passaggio. Fava favorendo il Don Bosco. Adesso per provare in mezzo a tirare andare via. Sponda di tacco. Calcia dalla distanza. Velio. Ma attenzione perché c'è ancora qui ragazzi Don Bosco che non ci crede abbastanza. Viene anticipato poi da Velio e sarà calcio d'angolo per il Don Bosco che gioca vicino, già battuto, si gira, rientra, mette palla in mezzo. Altro calcio d'angolo per il Don Bosco. Ha rischiato qui l'ATF a prendere gol. Un ottimo tiro dalla distanza, ma Velio si fa trovare pronto. Adesso calcio d'angolo per il Don Bosco. 40
32 sul cronometro quasi. Mette in mezzo sul primo palo, arriva Bosco, prova a chiudere, non è Bosco, scusate. Era Sarro che ha provato a chiudere, rimessa per l'ATF, che deve provare almeno ad allungare il vantaggio. Palla battuta, Manzella, di tacco, ottima palla per Bronzino, c'è Bosco lungolinea, lo vede il compagno, poi prova a chiudere, prende completamente le gambe l'avversario, ma l'arbitro lascia ancora giocare, in difficoltà Bosco, battuta da Manzella, sombrero, poi prova il destro, mazza un campanile dall'altra parte del campo per Camilleri. Camilleri prova a mettere giù questo pallone e prova a scappare via, poi arriva il fallo, calcio di punizione per l'ATF, va Bronzino dall'altra lato del campo a batterlo. Sono sempre loro due a battere, a quanto pare gli specialisti, Sistori e Bronzino, un sinistro e un destro. Calcio di punizione, Bronzino mette in mezzo di testa! Palla sporcata più che colpita, palla che esce fuori, rimessa dal fondo per il Don Bosco, altri due alla fine del tempo regolamentare, battuta lunga, di testa Sistori, poi Pisano, di tacco Bronzino, a trovare a Manzella, prova a tenerla in campo, rimessa per il Don Bosco, palla lunga linea, lascia giocare, buona palla d'esterno, è solo in mezzo all'altro lato, perde troppo tempo a metterla, ma riceve questa palla a rimorchio, poi il sinistro e arriva il pari del Don Bosco, si addormenta qui la difesa dell'ATF, peccato prendere questo gol alla fine del primo tempo dopo aver praticamente comandato per tutta questa frazione di gioco. Chiaramente Don Bosco che riesce ad accorciare sugli avversari, anzi pareggia la partita, risultato di 1-1 al velodromo di Palermo tra TF e Don Bosco. Adesso possesso TF, spazza via il pallone, rimane lì, viene chiuso, palla lungolinea, devono essere in due a chiudere questo pallone, arriva scivolata poi Fava in diagonale a mettere questo pallone di messa laterale. Palla che riesce a passare, attenzione perché sulla destra c'è a campo, mette questo pallone sul secondo palo, c'è il suo Civiletti che va a proteggere il pallone, lo protegge ma non riesce a metterlo in rimessa laterale, si prende il fallo, calcio di punizione per l'ATF. Fava, palla lunga, cerca il corridoio, viene fermato, c'è Bosco che fa il pallone su, prova a passare in mezzo a due, ancora fermato, Sistori, palla dentro per Manzella, c'è Bronzino dall'altro lato che prova a puntare l'uomo, sovrapposizione di Manzella, Bronzino dalla distanza, palla che esce fuori, alta, sopra la traversa, c'è provato Bronzino. Saranno 3 i minuti di recupero dati dal direttore di gara. Mi piacerebbe avvisarvi, ma purtroppo a volte i direttori di gara si dimenticano di assegnarli i minuti di recupero. Sistori di testa, dove c'è Bosco, mette giù, allarga verso Camilleri, mette questo pallone in mezzo, attenzione perché trova Bronzino con il destro con il piede suo, la palla rimane lì poi col sinistro, ci riprova 2 volte,
scordinato con il corpo, tende a cadere a terra. Sta rispondendo al gol dell'ATF. Ha già avuto 2 occasioni da gol, non ha saputo sfruttare al meglio. Pisano su di lui, riesce a girarsi, c'è contatto, calcio di punizione per il Don Bosco. Si è andato bene il numero 11 del Don Bosco. È scaduto il secondo minuto di recupero, rimane solo un minuto. Vedremo se andranno sull'1-1 le due squadre negli spogliatoi. Attenti il destro, dove c'è Velio che spazza via questo pallone, dove c'è Bosco in velocità, ottimo il rilancio di Velio, attenzione a Bosco in velocità che prova ad andare su questo pallone, esce il portiere la fa solo, da portiere a portiere. Altro rinvio, cade giù Pisano, attenzione perché è un 3 contro 3, c'è la fascia libera il numero 11, serie di doppi passi, prova a scappare via, poi perde il tempo, viene pressato, ma ancora una volta è ottimo nell'1 contro 1, forse è la sua specialità marcare l'avversario. Calcio d'angolo per il Don Bosco. Scade anche qui il terzo minuto di recupero, ultima azione dopo tutti negli spogliatoi. Vediamo a questo calcio d'angolo, pallone in mezzo di testa dove non c'è nessuno, palla che sorpassa tutta l'area di rigore, riesce a passare con un numero, non è fuori gioco, non c'è nessuno in mezzo, solo maglie bianche, spazza via, è finita qui il primo tempo, risultato di 1-1 con in rete il numero 11 con un gol che va, sì, con un gol difficile da spiegare, palla in mezzo, si trova tutto solo al secondo palo, sacca la rete con il sinistro. 10 minuti di break, ci vediamo per il secondo tempo. Ritorno dei 16esimi di finale della Coppa Italia, promozione Sicilia. Il Lascari Cefalù e il Nicosia si contendono un posto tra le prime 16 della competizione. Si gioca allo stadio Ilardo di Lascari con entrambe le formazioni reduci dai rispettivi impegni in campionato. Iniziamo con il film della partita perché dopo un quarto d'ora di gioco ci prova il Lascari Cefalù dopo una prima iniziativa da parte degli ospiti, l'uscita da parte del portiere di Casa Sassi che prende il posto di Mammano, poi c'è il salvataggio e infine l'opportunità da parte di Oviedo che a porta completamente spalancata si mangia il gol dello 0-1. Al 21esimo però i biancorossi passano in vantaggio con questo tiro a giro molto bello da parte di Oviedo che si riscatta dopo l'errore precedente e porta in vantaggio la compagine biancorossa esattamente a metà della prima frazione. Prova a reagire il Lascari Cefalù di Mister Comito con questa palla che arriva in area di rigore dopo la deviazione di Bocciuei. Allora Moccero, virata e mancino con la palla che esce veramente di un soffio alla sinistra del portiere. Poi poco prima della fine del primo tempo prova ad innescarsi Javier Inasio Dolce, sterzata sul mancino, tiro a giro e palla che esce veramente di un soffio. Con le immagini però passiamo al secondo tempo perché l'Ascari Cefalù parte bene e dopo un bel controllo col mancino arriva il pareggio da parte di Arena. Sono passati 4 minuti e la squadra di casa ha già pareggiato il conto e in virtù del risultato della gara di andata passerebbe agli ottavi di finale. Passano un paio di minuti, c'è un'azione sulla destra da parte di Bocciuei che calcia ad incrociare, trova l'intervento del portiere Arias a salvare gli ospiti ed è una parata fondamentale perché passano 4 minuti e allora ci pensa Joaquin Palestini con la zampata di destro appena dentro l'area di rigore al minuto 10 della ripresa a trovare il gol che riporta in vantaggio il Nicosia. Parità totale nel punteggio complessivo tra le due squadre nel doppio confronto, ma al minuto 71 una palla gettata in avanti da parte del Nicosia trova l'erroraccio da parte di Di Benedetto, poi il fallo e il calcio di rigore in favore degli ospiti si presenta dal dischetto Inasio Javier Dolce per l'1-3 del Nicosia. La doppietta
da parte dell'argentino, che porta i suoi in vantaggio non solo nella gara dell'Ilardo ma anche nel punteggio complessivo. Altri 2 minuti, altro errore da parte dei difensori dell'Ascari Cefalù, e allora prova ad approfittarne Spintola, che a tu per tu con Stassi colpisce in pieno la traversa, manca l'occasione del poker, manca l'occasione per chiudere i conti, e allora prova a buttarsi in avanti l'Ascari Cefalù, qui colpo di testa di Bocciuei sui sviluppi di un calcio d'angolo con la palla che si perde sopra la traversa. Passa ancora qualche minuto, poco prima del recupero c'è questa palla che arriva in aria con Mocero che controlla e calcia, blocca senza grossi problemi Arias. E l'ultimo tentativo da parte dell'Ascari Cefalù, che arriva stanco al finale. Il Nicosia allora ancora una volta sfiora il colpo dell'1-4, c'è l'uscita di Stassi, ma dopo il rinvio da parte dell'estremo difensore dell'Ascari Cefalù arriva il triplice fischio che regala il passaggio del turno al Nicosia. Era una partita molto dura contro un avversario molto ben strutturato, con giocatori importanti sia per qualità sia per esperienza, guidato da un tecnico che ha, diciamo, anche la sua rilevanza. La partita si presentava difficile, i ragazzi sapevano che erano chiamati ad una prestazione oltre, diciamo, quello che è il 100%, lo hanno fatto, l'hanno dato, chiunque è sceso in campo senza guardare le assenze che comunque avevamo, ma il nostro forte è il gruppo, il lavoro che comunque settimanalmente conduciamo fin dall'inizio della preparazione. È una vittoria che questo gruppo, questa società assolutamente merita e che ci fa ben sperare in vista alle prossime. Prossima gara in casa contro la Sport Palermo, dove bisogna ovviamente continuare questo testa a testa con l'Aragona. Assolutamente sì, il calendario nelle prossime partite ci riserva una serie di scontri diretti contro le squadre che sono nella parte alta della classifica. Al di là che si giochino le prossime 2 in casa, sappiamo che comunque affronteremo avversari molto importanti, avversari che puntano come noi al vertice della classifica. Intanto prima di domenica abbiamo mercoledì il ritorno del turno di Coppa, intanto ci concentriamo su quello, cerchiamo se possibile di recuperare qualcuno e poi come ogni domenica metteremo tutto per andare avanti. Qui con Luca Antona, difensore, colonna portante della difesa del Gemini, dopo una gara importante soprattutto per voi che fate parte della retroguardia, terminata con il punteggio di 0-1 in vostro favore. Luca, quello che ti voglio chiedere è la tensione che c'è stata durante tutti questi 90 minuti, dove siete partiti meglio voi nella prima mezz'ora, poi il gol forse vi ha fatti un po' addormentare, adagiare sugli allori, ma l'importante è che avete tenuto botta e avete portato a casa questi 3 punti. Intanto buonasera a tutti. Sì, penso che la prima mezz'ora ha fatto vedere, ha fatto capire che squadra siamo e perché in questo momento siamo lì sopra. Dopo il gol fisiologicamente loro si sono alzati, ci hanno un po' schiacciato l'ultimo quarto d'ora del primo tempo, ma noi siamo stati brevi a tenere botta. Siamo stati anche fortunati, abbiamo un gran reparto difensivo e penso che i 3 gol subiti in 9 partite, 8 partite, penso che ne sia la dimostrazione. Oggi comunque fare gol era pure difficile perché il Marineo è una delle migliori difese, è stata, possiamo dire, una gara tra roccaforti. Sì, è stata una squadra tra 2 squadre che vogliono fare il salto, noi non ci nascondiamo, vogliamo salire di categoria, in questo momento siamo lì sopra, lo dobbiamo allo staff, al gruppo che abbiamo creato e anche a questi tifosi che anche in trasferta ci seguono sempre. Siamo qui con Mirko De Miere, portiere del Gemini, che ha fatto davvero una partita fantastica, clean sheet e 3 punti portati a casa. Non poteva andare meglio di così, Mirko? Sì, siamo contentissimi perché questa era una vittoria che cercavamo, che volevamo e abbiamo ottenuta in un campo veramente difficile, perché sapevamo che il Marineo è una squadra costruita per stare là sopra. Oggi l'ha dimostrato, perché è inutile nascondere che hanno avuto anche le loro occasioni, hanno sbagliato il rigore, quindi sapevamo le difficoltà e siamo contentissimi di aver regalato questa vittoria ai nostri tifosi che sono venuti a sostenerci anche oggi. Una vittoria sofferta importantissima che vi lancia in questo continuo scontro con l'Aragona lì in testa alla classifica e soprattutto continua a costruire l'identità di un gruppo squadra che continua a fare bene. Sì, no, chiaramente siamo ancora a novembre, quindi la classifica non la guardiamo in questo momento, perché l'importante in questo momento è riuscire a portare più punti possibili, riuscire a fare gruppo come stiamo facendo, che stiamo creando una bella famiglia. L'importante è portare tantissima gente al campo dentro e fuori casa, perché il nostro obiettivo quest'anno è quello di creare tanto entusiasmo e cercare di stare là sopra il più possibile. Mister Cammarata ai nostri microfoni dopo una sconfitta pesante contro il Bagheria. Mister, cosa può trovare di buono dopo una sconfitta del genere? È difficile trovare qualcosa di buono, però anche
con due uomini in meno i ragazzi hanno provato a non mollare, però sicuramente poi la partita dopo l'espulsione andiamo totalmente in faccia. A questo punto le chiedo se secondo lei c'era il doppio giallo, perché secondo me è un po' eccessivo. Secondo me pure ero da lontano, non sembrava neanche rigore, a dire la verità. Ci poteva stare, non ci poteva stare. Se l'arbitro diceva così ormai non possiamo farci niente. Sicuramente secondo me è da sottolineare la prova fino all'ultimo secondo di Arken, che ha lottato con tutta la difesa del Bagheria da solo. Ma come tutti i ragazzi hanno lottato, eravamo due in meno, la partita ormai era finita. Peccato perché siamo partiti i primi 15 minuti anche molto bene, avevamo in mano la partita, poi dopo aver preso quel gol in ripartenza abbiamo fatto un po' fatica, però questo è calcio, adesso dobbiamo dimenticare questa sconfitta e rimettercela ora. Allora, sono estremamente contento della prestazione che hanno avuto i ragazzi. Questa è quella classica partita in cui il risultato deve passare in secondo piano, perché quando io vedo i ragazzi che dal primo all'ultimo entrano, giocano così con grinta, da gruppo, tra virgolette si vedono anche i risultati, perché mettere in difficoltà una prima della classe e subire soltanto quando attaccano col portiere di movimento, c'è da fare soltanto i complimenti ai ragazzi, secondo me. Vedo la squadra che già da più di 2 settimane è come se avesse cambiato testa, è come se non ci stiamo a essere in quella posizione. Sono fiducioso. Se li faccio entrare in campo non gli regalo niente. Farei un grossissimo errore a regalargli minutaggio. Loro se lo meritano e mi piace perché chiunque entra, 3 minuti, 4 minuti, quelli che sono, dà il massimo. Questo secondo me sono i presupposti giusti per prendersi delle giuste soddisfazioni. Io quando parlo con i ragazzi di queste partite gli dico: per noi questa è un'altra finale. Sono molto fiducioso, lo ripeto, perché vedo per ora la squadra abbastanza in palla, sono compatti, ci divertiamo agli allenamenti, sta avvenendo pure un pochettino di gioco il sabato, quindi sono secondo me tutti i presupposti. Ci risiamo, giocatori già scesi in campo, si aspetta soltanto il direttore di gara per dare inizio a questo secondo tempo. Ricordiamo il risultato di 1-1. Come dicevo prima, il pallone è rotondo, mai detto fu così azzeccato. Partita tra la seconda e ultima in classifica. 3 punti importanti all'ATF servirebbero per accorciare alla prima in classifica, mentre 3 punti servirebbero all'ultima in classifica, cioè al Don Bosco, per almeno provare a salire di qualche posto. Punti importantissimi per entrambe le squadre, sono queste le partite quelle più difficili. Tra quando si è sopra alla classifica, quando si è ultimi, si vuole perdere per l'onore, per la maglia, per provare a credere qualcosa, mentre quelli che stanno su in classifica provano a vincere
per raggiungere la vetta, per dichiararsi la più forte del campionato di questo Under 17 Elite. Aspettiamo il direttore di gara che raggiunge il terreno di gioco. Si ripartirà dal secondo tempo.
Ci risiamo, si parte il secondo tempo, il turno di 1-1, subito lancio lungo dell'ATF. L'ha fermato, possesso Don Bosco. Riparte da dietro. Don Bosco che penso sia sceso più sistemato in campo. Chiude bene Civiletti. Attenzione al contropiede del Don Bosco però, che c'ha campo per andare. È un 3 contro 2, allarga questo pallone sulla destra. A tu per tu col portiere, controlla il pallone, il sinistro mette il pallone in mezzo. Salvataggio sulla linea. Ottimo di Pisano. È già il secondo questo salvataggio dell'ATF della partita. Il primo al primo tempo sulla linea, adesso il secondo. Attenzione perché Don Bosco è partito fortissimo. Adesso palla che esce fuori, rimessa dal fondo per l'ATF. ATF che deve ancora scendere in campo. Don Bosco che subito è stato cattivo, non vuole perdere. Non vuole dimostrare a nessuno che è ultimo in classifica. Quindi possesso ATF. Civiletti. Sarro. In progressione. Costa. Si gira. Trova bene il compagno. Poi palla dentro per Bosco che prova a controllare. Non ci arriva. Prova adesso in velocità a mettere pressione sull'avversario. Bosco riesce a prendere il pallone, lo tiene in campo. Invece no. Rimessa dal fondo per il Don Bosco. Si è fatto sorprendere l'ATF subito i primi minuti di gioco, ha rischiato tantissimo qui. È stato importantissimo il salvataggio di Pisano sulla linea. Il secondo, rimessa dalla battuta, un po' male, ma il Don Bosco ancora in possesso del pallone. Attenzione alla palla che va a essere i piedi di Manzella che vuole provare ad andare. Manzella, si accentra Manzella, palla poi sulla sinistra, mette in mezzo questo pallone. Manzella di testa, trova il compagno sulla destra! E arriva il gol di Camilleri, 2-1. E questa, signori, è la prova, è la legge che esiste realmente il detto gol sbagliato, gol subito. TF che va in vantaggio dopo 2 minuti. Sembra un'altra partita adesso. 2-1 per l'ATF. È andato gol Camilleri. Già subito 2 minuti di fuoco, un'occasione sbagliata dalla parte del Don Bosco, mentre quella dell'ATF è stata concretizzata nel miglior modo possibile. Adesso Don Bosco in possesso del pallone, palla lungolina a tagliare il campo, chiude bene Civiletti, poi palla destra per Bosco, troppo forte, protegge il pallone, palla che esce, rimessa laterale. Fava. Sistori, assiste da Pisano. Ronzino va via in velocità, va via con il suo sinistro in velocità, taglia il campo, palla dentro, ottima la chiusura, poi di testa, ma l'arbitro lascia giocare, c'era un tocco con la mano e quindi Don Bosco va adesso via lungoline, chiude bene Sistori, va via con un sombrero bene qui Costa, poi mette giù il pallone, allarga bene sulla sinistra, prova a rientrare, calcio d'angolo per l'ATF. Partita fortissima entrambe le squadre, c'è un fallo di mano, l'arbitro ha lasciato giocare, si ripartirà dal corner a favore dell'ATF, solo Sistori questa volta nell'angolo, palla in mezzo di testa dove non c'è nessuno, palla che sorvola tutta l'area di rigore, rimessa laterale per l'ATF. Si gira bene, attenzione a Costa, eccolo qui Bronzino che vuole provare col sinistro, rientra bene, poi perde il tempo, perde il pallone, questo contropiede Don Bosco, rientra e salta l'uomo, palla lunga, Pisano, attenzione perché sbaglia il tempo, riesce a ripartire dietro da Velio, con calma, adesso l'ATF può padroneggiare, allarga il pallone ma rischia tantissimo qui il passaggio, spazza via Civiletti dalla parte di Bosco,
palla che cade ai piedi di Cammarata. Sistori nella parte di Bronzino, mette bene giù questo pallone, sovrapposizione interna del compagno. Bronzino, buono lo scambio, adesso mette il pallone in mezzo, aggancia il pallone, il destro colpisce male il pallone Costa, occasione da gol per l'ATF. Questo pallone lungo giocato, Fava mette giù questo pallone, Pisano si gira e prova ad andare via. Manzella prova a saltare l'uomo, viene fermato. Adesso si riparte possesso del Don Bosco, palla lungolinea, arriva in chiusura Pisano, rimessa laterale per Don Bosco. Primo cambio della partita, arriva alla panchina del Don Bosco esce il 5 dentro il 14. Si è messo qualcuno di più veloce a destra, dato che comunque c'ha Bronzino e Manzella da tenere difficili. Una corsa eccellente, una cavalcata incredibile. Possesso Don Bosco, prova a passare in mezzo a due, l'arbitro fischia, calcio di punizione per il Don Bosco che batte veloce, ma l'arbitro fischia, ferma il gioco. Batte il Don Bosco, anticipa il passaggio, messa laterale ancora per il Don Bosco. Batte male la rimessa laterale, buono il controllo, gioca per le vie centrali, allarga sulla sinistra, ma c'è ancora una volta Pisano che chiude e si prende il calcio di punizione. Fava, Velio con molta calma allarga questo pallone da parte di Cammarata. Sistori va via Manzella di velocità, allarga questa palla per Bronzino, troppo lunga ma riesce a tenerla in campo, l'arbitro fischia. Non si è capito che cosa ha ammonito qui Manzella. Non ho visto bene quello che è successo, ma l'arbitro sta il cartellino giallo per l'autore del primo gol per Manzella. Scusate, mi correggo, il numero 7 non è Cammarata ma è Camilleri, perdonatemi per l'errore. Punizione da un Bosco battuto, palla che sbatte alle spalle del compagno, prova ad andare per le vie centrali, prova a passare in mezzo a due, ci riesce, via con una Veronica, poi viene fermato Costa, palla per Sistori dove c'è il suo compagno, viene fermato. Adesso parte il contropiede per l'ATF, avvia ancora Camilleri, scivolata, l'arbitro non fischia, lascia giocare. Adesso c'è Bosco e si mette con il corpo, protegge il pallone, riparte dietro da Civiletti, vicino da Sistori, c'ha l'uomo dietro, prova a marcare l'uomo, non ci riesce, dall'altra parte del campo viene trattenuto, arriva il fallo, calcio di punizione per l'ATF.
Altro cambio anche per l'ATF, esce Bosco ed entra il numero 18 Lo Cicero. Calcio di punizione per l'ATF, Sisteri alla battuta, mette questo pallone in mezzo all'area, poi di testa arriva il portiere, la fa sua. Camilleri, palla verso Bronzino. Si fa anticipare il passaggio, attenzione al contropiede dall'ATF, ma non riesce a prendere il pallone. Ancora possesso TF. Prova a girarsi. Serie di finte. C'è l'uomo a terra. L'arbitro fischia. Camilleri a campo per andare. Camilleri mette questo pallone sul secondo palo dove c'è Manzella. Non ci arriva nessuno. Adesso andrà ancora TF. Si è battuto. Prendere via Costa. L'arbitro fischia. Sarà cambio. Non sarà cambio. Ritornerà a battere l'ATF. Pallotto dentro l'area di rigore, di testa lontana. Palla in mezzo. Fermato. Il controllo del pallone si gira. Attenzione Ciretti perché qui esce a vuoto. Contropiede Don Bosco. Sono 3 contro 3. Arriva dietro come i treni. Palla poi a sinistra che può andare tutto solo. Controlla il pallone ma viene fermata ancora una volta. Poi trattenuta. Arriva il fallo. Calcio di punizione per l'ATF. Ottimo qui Fava anche questo recupero molto spesso i giocatori dell'ATF. Camilleri si accentra verso il campo, può andare lungolinea adesso per il entrato Lo Cicero che ha campo per andare, mette la palla a rimorchio, trova il compagno, prova il destro e è arrivata la doppietta di Manzella, risultato di 3-1, assist del neoentrato Lo Cicero. Cambia azzeccato sicuramente quello del mister dell'ATF. Si fa trovare pronto Lo Cicero servendo un assist a Manzella, risultato di 3-1. TF che adesso può stare più serena, ma sicuramente il Don Bosco non si fa battere così facilmente, si è fatto trovare pronto diverse volte. 3-1 al 60° minuto di gioco. Sono già passati 15 minuti. Altri cambi da parte dell'ATF. Esce l'11 e l'altro mi dispiace non riesco a vedere. No, escono forse i migliori dell'ATF. Escono Manzella e Camilleri, entrambi autori di gol e assist. Entrano il numero 15 Villardita e poi chiaramente è entrata un'altra punta che adesso vi dirò. Nel frattempo Sistori
allarga sulla sinistra, Pisano, Bronzino, palla dentro, per il entrato che prova a mettere giù il pallone, non riesco a vedere bene il numero della maglia, palla poi lunga, ottima la palla, si deve fare trovare con Tocquivelio, ecco qui che esce, la fa sua, è entrato il numero 19 Troia, ecco qui lo Cicero, serie di finte, prova a rientrare, salta uomo, riparte dietro la Sistori, ancora lo Cicero, prova ad andare in mezzo al campo, viene fermato, ma ancora lo Cicero al posto del pallone, lo Cicero gioca vicino col sinistro, appunto di Troia, che ha provato a fare il gol. Palla lunga battuta, ottimo il controllo poi del giocatore del Don Bosco che allarga questo pallone, ma c'è Pisano che sicuramente non lo fanno gli dare la vita facile, attenzione perché si fa saltare, ma invece no, Pisano dice no, altro intervento importantissimo, Bronzino in scivolata, si viene rubato il pallone, attenzione al Don Bosco, palla che riesce a passare, c'è fuori gioco, l'arbitro lascia giocare, poi sinistro, palla che sceva fuori, l'arbitro fischia, infatti arriva qui la segnalazione, sarà infatti fuori gioco, possesso per l'ATF. Attenzione perché arriva un brutto calcio qui ai danni di Sistori. Bronzino, palla lungolinea, troppo lunga, attenzione perché qui sbaglia il retropassaggio, arriva bene Costa a chiudere, prova a girarsi, palla in limite d'aria, rientra bene con il destro, poi palla che ha sfiorato la rete, e quindi sarà rimessa laterale per l'ATF. Di rigore, prova a girarsi lo Cicero, prova a passare, riesce a passare in mezzo a due, poi viene fermato, palla che esce, spazza via, Don Bosco che può provare a partire in contropiede, viene fermato ancora una volta da Pisano. Rimessa per la battuta per il Don Bosco, prova il tunnel ma rischia qui, adesso passa il pallone, lo Cicero prova a passare col tunnel, viene fermato in mezzo a tre, l'arbitro fischia, calcio di punizione per l'ATF. Palla battuta, allarga il pallone sulla destra per il entrato che controlla bene il pallone, poi la mette in mezzo, non c'è nessuno, e ancora Cipiletti che vuole provare a calciare, fa la finta, mette questo pallone in mezzo, lo controlla bene, è buono lo scambio, lo Cicero che vuole provare ad andare, lo Cicero prova ad entrare, inciampa sul pallone, la palla rimane lì, ma poi fischia il fallo, calcio di punizione per il Don Bosco. Sistema su questo pallone, rientra il Don Bosco, si fa saltare Sistori, attenzione al Don Bosco che può provare ad andare via, chiuso in mezzo a tre, l'arbitro fischia, fuori gioco per gli Otticari, invece no, ancora possesso palla per il Don Bosco, riesce bene l'11 a controllare il pallone, poi prova a passare, attenzione perché c'è un brutto intervento lì.
Sarà calcio d'angolo per il Don Bosco. Batte questo calcio d'angolo sul secondo palo, di testa lontana. Poi via il pallone. Per il entrato può andare via Troia, e viene fermato. Ed è possesso Don Bosco. Poi c'è il Bronzino a mettere pressione sull'avversario. Fatto la rimessa laterale, prova a girarsi, ora si fanno gli enigmi più cattivi, prova a passare il pallone, prova ad andare via Costa, è fermato, ottimo, ancora Civiletti anticipa l'avversario, poi in mezzo a tre, prova a girare su questo pallone, l'arbitro fischia, calcio di punizione ancora per il Don Bosco. Ottima prestazione quella di Lamantia, che sta facendo impegnare molti difensori. Palla sul secondo palo, c'è Bronzino sul pressing, altra rimessa per il Don Bosco. Prova a chiudere questo pallone, palla che rimane lì in mezzo a tre con un sombrero, tiene il pallone, poi prova a scappare, c'è contatto ma l'arbitro lascia giocare, sarà rimessa a tre per l'ATF. Fatto la rimessa laterale, Fava, Sistori, c'è solo dall'altra parte Villardita che controlla il pallone, rientra Villardita, può andare via, ottima la palla in mezzo, ha trovato un ottimo binario Villardita, ma riesce a tenerla bene in campo il numero 18 Lo Cicero. Sarà semplice rimessa laterale per l'ATF. 3-1, quasi 20 minuti passati sul cronometro. Sì, no, quasi 30, scusate. Si riparte dietro da Velio. Villardita. Sarro scivola su questo pallone. Anzi no, Sarro è qui, scusate. Sarro gioca vicino per il compagno, ma viene fermato con molta calma. Adesso gioca anche il Don Bosco, ma viene pressato, poi la fa sua, la fa uscire con tranquillità Civiletti. Altri due cambi per l'ATF. Fa la lunga battuta, viene fermato. Mette giù il pallone, gira bene Lo Cicero. Costa
Bronzino con un numero, prova ad andare via Bronzino e viene fermato. Attenzione al Don Bosco, allunga bene il pallone, prova a scattare solo. Altro numero, ancora qui la Mantia. Mette questo pallone sul secondo palo dove c'è nessuno. C'è soltanto chi può chiudere questo pallone. C'è forse un tocco con la mano, ma l'arbitro lascia giocare. Poi tunnel, palla che esce fuori rimessa laterale per il Don Bosco. 70 sul cronometro. Azione di rimessa laterale. L'arbitro chiede cambio invece. Altri 20 minuti di gioco. 3-1, ricordiamo il risultato. Cartellino giallo nel frattempo per il Don Bosco. Prova a girarsi ad andare via. Bene il numero 18 che protegge bene il pallone. Poi l'arbitro lascia giocare perché non c'è fallo. Ancora questo Don Bosco. Arriva e scivolata bene la chiusura. Poi 2 volte. Che forse adesso si fa un po' più cattiva. Attenzione perché prova ad andare via con un numero. Rischia qui il passaggio. Riparte da dietro. Sciviletti. Scambio con il compagno vicino. C'è il pressing del Don Bosco. Con molta calma la TF esce. Adesso gioca a sinistra da Costa. Costa, palla lungolinea per Bronzino. Palla che esce fuori, rimessa laterale per il Don Bosco. Chiude male, attenzione al Don Bosco che può andare ma sbaglia il passaggio. Riprende il possesso la TF, va via. Adesso palla vicino per Sarro che prova ad andare via in velocità. Ancora Sarro, spinge via il pallone, poi di tacco prova a giocarla dietro. Viene fermato. Contropiede per il Don Bosco. Attenzione perché è 3 contro 1, deve stare attento qua Civiletti. Riparte dietro da Avileu. Bronzino, palla lungolinea, palla viene chiusa, si alza il campanile, prova a metterla giù, prova a girarsi, riesce a scappare via, contatto di fisico, ma alla meglio, adesso può andare via Villardita, via lungolinea, gioca per il Mancuso, che prova a puntare l'uomo, Mancuso mette questo pallone in mezzo, rimessa laterale per l'ATF. Tutta rimessa tale per spazzare il pallone. Villardita alla battuta, batte direttamente dentro l'area di rigore, prova a girarsi col pallone, gioca vicino, palla a raso terra, in mezzo. Compagno che non ha capito l'intenzione, era buona l'idea. La palla che esce fuori, rimessa dal fondo per il Don Bosco. Palla lunga. Attenzione perché la sporca. Deve andarci lì Pisano, ma attenzione perché c'ha la peggio. Attenzione perché può rientrare con Arnoldo Shop. Poi palla in mezzo. Spazza via il pallone. Costa. Sponda di testa. È buono lo scambio tra i due.
può andare adesso l'ATF, allarga bene il palo sulla destra, può provare il destro, palla che esce fuori, rimessa dal fondo. Spazza per il pallone, è lungo, dove c'è Civiletti, l'arbitro lascia giocare, si ferma Civiletti, l'arbitro fischia, calcio di punizione per trattenuta da parte di Civiletti. Battuta, fermata subito la battuta, invece no, perché ci deve essere il fischio del direttore di gara. Attenzione perché si trasforma in un tiro cross, quella che esce fuori, rimesso dal fondo per l'ATF. Parisi gioca vicino, buono lo scambio, poi palla dentro, fermato, attenzione, adesso vuole provare ad andare via Mancuso, trova il compagno Troia, di prima per Sarro, allarga bene il pallone adesso per Villardita, che entra dentro l'area, Villardita, il destro, deviato, un calcio d'angolo. In due sulla battuta, Bronzino sul calcio d'angolo, palla in mezzo, esce il portiere con i pugni nella banda via, attenzione perché arriva l'anticipo, l'arbitro lascia giocare, adesso contropiede Don Bosco, attenzione perché è un 4 contro 2, vuole provare ad andare via d'esterno il passaggio, viene fermato, si parte da Vileo, con molta calma l'ATF tiene il possesso del pallone. Palla lungolinea, trova il compagno, sbaglia lo stop, ma c'è Costa, con molta calma, allarga il pallone sulla sinistra, c'è dall'altro lato solo Villardita, lo può servire, Bronzino, era vicino, poi doppio passo e tunnel che prova ad andare via sul pallone, ancora possesso ATF, serie di finte, riceve un calcio di punizione per l'ATF, adesso è diventato calcio spettacolo per l'ATF. Entra il 17, esce Sarro al posto suo, entra anche Niceta. Calcio di punizione, finta, mette in mezzo sul secondo palo, portiere che esce la fa sua. Spazza via lungo il portiere, Civiletti, palla che rimane lì, ancora possesso Don Bosco, entra bene ma si fa anticipare il passaggio, può adesso andare in contropiede il numero 15, accede da Villardita, poi gioca vicino il pallone, l'ultimo tocco è suo, ma lo tiene ancora in campo, gioca d'esterno per il compagno, prova a scappare via, rientra bene, protegge adesso il pallone di spalle, c'è la trattenuta con la maglia,
Ancora arriva il fallo, calcio di punizione per l'ATF con molta esperienza. Arriva il fallo qui, si arriva alla procura del fallo da parte di Mancuso. Calcio di punizione, 81 sul cronometro, 9 alla fine di questo secondo tempo, risultato di 3-1. TF che sta comandando questo secondo tempo, sta buttando il gioco proprio all'ATF. Poi il velo, parte il destro! Perché l'arbitro farà riprendere il gioco dal calcio di punizione, perché a quanto pare non ha fischiato. Bronzino alla battuta, primo palo di testa, la palla rimane lì, passa via, controllo, stop, destro, palla fermata, cifra dall'avversario. Poi Villardita anticipa bene questo pallone, mette giù e gira tutto il gioco per il Don Bosco. Attenzione perché può andare in contropiede il Don Bosco, prova a passare poco il tacco, viene fermato, rischia qui qualcosa troppo lezioso, ma attenzione all'ATF perché può andare a campo libero, palla sulla sinistra, poi va a rientrare il destro sul fondo. Battuta lunga, attenzione al Don Bosco che può provare ad andare, rientra, tenta il sinistro, si fa trovare ancora pronto. Scusate per l'imprevisto, si è staccata la diretta, nulla di particolare, rimane il risultato 3-1, solo 2 minuti passati. Attenzione perché può metterla in mezzo, preferisce entrare Villardita, ancora Villardita, rientra, allunga sul fondo, palla in mezzo, la devia il portiere, spazza via e quindi Don Bosco in possesso del pallone, può provare ancora, ci può credere, palla lunga, non c'è fuorigioco, allunga il pallone il compagno, arriva poi Veliu che la fa sua con molta calma. Come stavo dicendo, sono passati 2 minuti, non è successo nulla di particolare. Attenzione perché rischia qui ATF, ma riesce a uscire bene col pallone, va a rientrare, palla per Costa, buono lo scambio, può girare tutta l'altra parte del campo, troppo lungo questo pallone, anzi troppo dietro il pallone dato e quindi sarà rimessa la tele per l'ATF che ci crede ancora. Saremo 85 minuti più o meno, altri 5 prima del recupero. La palla in mezzo, fermato, via il contropiede, può andare via Mancuso, in velocità, c'è Troia, riceve il pallone Troia, va via Troia, rientra Troia, col sinistro, è arrivato il gol di Troia, su un altro assist di Mancuso che ne fa 2, bellissimo gol di Troia, sul secondo palo, ha aperto bene il piattone, portiere che non può farci nulla, può soltanto osservare il pallone che si insacca nella rete dietro le sue spalle. 3-1 TF che sembra aver chiuso questa partita, forse è riuscita a conquistare i 3 punti che comunque servivano, erano importantissimi per questa classifica. Arriva il cartellino rosso, anzi ne arrivano addirittura 2. Arrivano forse 2 cartellini rossi anche per il Don Bosco. Non ho ben capito bene il motivo
per la quale sono stati espulsi, non so se è espulso uno o due. Solo uno l'espulso per il Don Bosco, ma a fine partita ha avuto poco senso. Allora poi c'è la spinta, arriva il fallo, calcio di punizione per l'ATF. Possesso TF, palla lunga a cercare Troia, prova a controllare, arriva il fallo di mani per Troia, calcio di punizione, poi rischia qui il difensore del Don Bosco, Troia fa su il pallone, palla che va verso Mancuso, ma se la trova Vilardita in mezzo, Vilardita entra dentro il campo, Vilardita il destro, palla che non prende la traiettoria che voleva, ha sfiorato un gran bel gol. TF che pressa ancora, e palla lunga di testa, riesce a giocare dietro con molta calma. Vilardita mette giù questo pallone, pressato da due, prova a passare, viene fermato, è lungo il pallone, poi ottimo la finta di corpo, si riparte dal portiere, da Velio, Parisi di prima per il compagno, palla a sinistra, Costa, gioca bene l'ATF adesso, è il pieno controllo del gioco, palla in mezzo al campo, e solo dall'altro lato Vilardita, controlla bene il pallone, in mezzo al rimorchio, ancora Vilardita, è passato Vilardita, ottima la parata del portiere, non riesce a segnare Vilardita, cerca il gol, poi viene abbattuto, l'ultimo tocco forse è suo, invece no, sarà rimessa a tenere per l'ATF, non per il Don Bosco. Palla lungolinea, fermata, rimessa a tenere ancora per l'ATF. Direttamente in mezzo, appoggia di tacco il destro, pronto il portiere, è arrivato il gol anche del numero 10 e firma il 5-1, ha segnato Costa, e Don Bosco credo che ormai abbia alzato la bandiera bianca. 5-1, forse è scaduto anche il secondo minuto di recupero, arbitro che a momenti dovrebbe fischiare la fine della partita. Tapin, quello di Costa, e fa gol, un gol che sicuramente voleva. Mentre il destro direttamente da lontano, Vileo che lascia guardare con gli occhi la palla uscire, con molta calma va a prendere il pallone. Gioca vicino la TF. E doveva fare ancora altri gol. Vilardita rientra in mezzo al campo, poi c'è il passaggio su un corridoio ma viene fermato. Possesso Don Bosco.
che prova a passare, ma ricade nei piedi della TF. Là in mezzo per Troia, prova lo scambio, ottima la palla per Costa, che va troppo lunga, l'arbitro c'è il fischietto in bocca. È finita TF che si porta a casa 3 punti importantissimi per accorciare verso la prima in classifica. Risultato di 5-1, partita dominata dai padroni di casa, Don Bosco sofferente. È stato un piacere commentare con voi anche questa bellissima partita. Ci vediamo la prossima settimana per altri appuntamenti per chi segue l'ATF. Buona serata a tutti.